34esima edizione del Gran Premio Città di Empoli, classica per la categoria dilettanti Elite d'Under 23, organizzata dal gruppo sportivo Maltinti Banca di Cambiano. Con le immagini ci troviamo presso il centro Coop di Empoli, da dove ormai da alcuni anni prende il via la corsa dedicata proprio alla città di Empoli. Una manifestazione che ha visto un ottimo successo con circa 150 atleti al via e che prende il via, come vi dicevo, dall'interno del centro Coop. Un doveroso ringraziamento va alla ditta Obi Bricolage e Giardinaggio, che anche quest'anno è a fianco dell'organizzazione, così come è a fianco dell'organizzazione tutta l'amministrazione del centro Coop di Empoli e la banca di credito cooperativo di Cambiano. Organizzazione che è affidata al gruppo sportivo Maltinti. Per questa società un grande impegno organizzativo dall'inizio di stagione con la Firenze Empoli, e questo è il secondo appuntamento organizzativo dell'anno. Ne seguiranno altri due, il Gran Premio Città di Vinci e il Gran Premio Colline del Chianti, che si svolgerà invece a Gambassi Terme. Con le immagini siamo proprio all'interno degli spazi del punto vendita Obi, all'interno del centro Coop, e poi proprio nel porticato davanti al centro Coop è stata allestita una mostra per ripercorrere la storia del gruppo sportivo Maltinti, 35 anni di storia di questa gloriosa società legata indissolubilmente al nome di Renzo Maltinti, che da 35 anni ne è il presidente e uno dei principali sostenitori dal punto di vista economico. Con le immagini siamo proprio a seguire questa mostra. C'è da sottolineare anche il folto pubblico che si è radunato al centro Coop per assistere alla partenza di questo Gran Premio Città di Empoli. Come vedete, un po' di curiosità anche nella gente che transitava dal centro Coop per magari altre tipologie di impegni, che si è praticamente trovata nel mezzo di questa corsa ciclistica, ed ha potuto così anche questa corsa aprirsi ad un pubblico che solitamente non è quello strettamente legato al ciclismo. Un grande successo anche dal punto di vista delle adesioni, con al via il gruppo sportivo Maltinti Lampadari Banca di Cambiano, la SD Brogio, la ciclistica Malmantile, l'Amore Vita e Turrea Team, l'Acqua e Sapone, il Team De Angeli Versilia Marmi, la Bedogni Anico Natalini, la Big Hunter FP Auto Senese, la Caparrini Le Village Vibert Italia, la ciclistica Sestese, la Fraco Raba Allenamenti, il gruppo sportivo Termo Impianti, la Gragnano Sporting Club, l'Opla Vega Track Italia Valdarno, l'Idea Shoes MCS Madras, la Mastro Marco Chianti Sensi, la Petroli Firenze Cycling Team e l'Unione Ciclistica Pistoiese, insieme alla Vega Prefabbricati Montapone. Abbiamo visto raggiungerci anche il presidente onorario della Federciclismo Alfredo Martini, che è stato starter ufficiale di questa manifestazione. Questa è la partenza ufficiosa, insieme ai dirigenti del centro Coop, insieme a Renzo Maltinti, insieme a Lorenzo Parenti della Banca di Cambiano. Ci stiamo muovendo dal centro Coop. Queste sono le prime immagini della carovana che muove dal ritrovo di partenza. Ci si sposterà sul rettilineo di arrivo, dove avverrà la partenza ufficiale. Un percorso che è cambiato quest'anno, un percorso che ha il pregio di attraversare in vari momenti la città di Empoli, per cercare di valorizzare ancora di più il nome di questa città, a cui è legato il 34esimo Gran Premio Città di Empoli. Gli atleti stanno quindi muovendo verso il chilometro zero, un percorso comunque impegnativo, un percorso che vedrà sicuramente nel punto chiave l'ascesa verso il Gran Premio della Montagna di Casta. Dicevamo che una corsa che si pone in un periodo particolare, infatti 2 giorni di grande ciclismo in Toscana, con il sabato il Gran Premio Città di Empoli e poi alla domenica
il Gran Premio Matteotti a Marcialla. Gli atleti raggiungono il chilometro zero. Lorenzo Parenti insieme ai dirigenti del Centro Coop di Empoli abbassa la bandiera del via. Partiti in questo momento gli atleti nel Gran Premio Città di Empoli e avranno da percorrere 128 km e 500 metri. Dicevamo un percorso che cambia, infatti saranno ben 3 i passaggi sotto lo striscione di arrivo, cosa che non avveniva nella passata stagione, quindi anche per gli sportivi presenti a bordo strada sarà l'occasione per applaudire più volte gli atleti che prendono il via, hanno preso il via in questo istante al Gran Premio Città di Empoli. Lasciamo sfilare il folto gruppo dei partecipanti. Eccoli qua, riconosciamo le maglie del gruppo sportivo Maltinti, della Gragnano Sporting Club, dell'Unione Ciclistica Pistoiese, che sfilano davanti alle nostre telecamere. Sarà probabilmente una gara che verrà grandi protagonisti gli atleti toscani che hanno già caratterizzato questo inizio di stagione. Intanto salutiamo Adriano Dini che insieme a Sandro Manzi cura l'informazione in corsa, e dopo 11 km di gara partono subito gli allunghi. Ci prova ad allungare in questa occasione con il numero 109 Andrea Orsi del Gragnano Sporting Club. Eccolo qua l'atleta della formazione lucchese che sta tentando questo allungo. 45 secondi di vantaggio nei confronti del gruppo quando siamo in salita verso Cerreto Guidi, gruppo che è pilotato dalle maglie dell'Idea Shoes MCS Madras. Eccole qua in seconda posizione vediamo Mirko Olivieri con il dorsale 136, a fare l'andatura invece con il numero 133 Thomas Pinaglia. Poi arriva anche Angelo Raffaele della Bedogni a Nico Natalini, poi via via tutti gli altri. Gruppo allungatissimo in questa fase, infatti sta recuperando il plotone nei confronti del corridore che si trova al comando. Intanto un saluto anche alla direzione di corsa formata da Mecacci e Marcucci. Ormai quindi con le immagini ci troviamo al passaggio dal traguardo volante posto di fronte allo stabilimento Maltinti di Empoli, ed è proprio un atleta della Maltinti, vale a dire Samuele Anichini, che va a vincere il traguardo volante posto davanti allo stabilimento Maltinti, posto dove solitamente si conclude la Firenze-Empoli, classica di apertura del calendario Elite Under 23 in Toscana. Dicevamo una corsa che cambia il proprio aspetto, infatti adesso stiamo praticamente con le immagini andando verso Monteboro, la collina che caratterizza la Firenze-Empoli, percorsa più volte nel circuito finale. Da questo punto gli atleti raggiungeranno il traguardo volante posto a Castelnuovo Valdelsa, e poi con la corsa andremo in direzione Castelfiorentino, quindi Montespertoli, ritorneremo verso Empoli e da lì inizierà il finale. Intanto avete visto alcuni atleti provano ad evadere dal gruppo, vantaggio minimo però per quanto riguarda questi corridori che si trovano al comando. Davvero bello il colpo d'occhio sul plotone. Siamo in salita verso Castelnuovo Valdelsa, gruppo allungato in questo tratto in salita. Vediamo le maglie della Gragnano Sporting Club con Giovanni Peroni che si porta al comando, è il dorsale di gara numero 111 per l'atleta lucchese che è stato campione toscano della categoria juniores. Alla sua ruota vediamo Emanuele Capati, atleta viterbese che milita nella ciclistica sestese, ed allunga proprio Capati nel tratto in salita verso Castelnuovo Valdelsa. Il dorsale 87 della ciclistica sestese allunga nei confronti del resto del gruppo, guadagna qualche metro il corridore viterbese. Ottima la sua azione in questo frangente, dovrebbe andare ad aggiudicarsi il traguardo volante posto a Castelnuovo Valdelsa. Corridore che milita nella ciclistica sestese, continua ad alzarsi sui pedali per controllare la situazione. Alle sue spalle si è fatto il vuoto, quindi davvero buona l'azione di Emanuele Capati, che entra ormai nel centro di Castelnuovo e va a vincere il traguardo volante posto a Castelnuovo Valdelsa. Gruppo che transita con 10 secondi di ritardo, gruppo allungato ma praticamente compatto in questa fase centrale di corsa, quando abbiamo percorso 35 km dei
130 che compongono il percorso di questa 34esima edizione del Gran Premio Città di Empoli. Come vedete il plotone si è allungato notevolmente e a questo punto vedremo come si evolverà la situazione. Emanuele Capati ha un vantaggio di una quindicina di secondi, ma viene raggiunto quando siamo in salita verso Montespertoli. Il gruppo è tornato compatto, adesso prova ad evadere con il dorsale di gara numero 21. Si tratta di Luca Rocchi dell'ASD Brogio, eccolo qua l'atleta della formazione aretina. Qualche metro di vantaggio per lui. Intanto è iniziato a piovere sulla corsa, come vediamo da queste immagini. Abbiamo percorso 54 km alle spalle dell'atleta della Team Brogio, arriva con il dorsale di gara numero 77, si riportano su di lui con il 77 Raffaele Bacci e insieme a lui abbiamo visto ancora una volta Emanuele Capati. Gruppo che è lanciato all'inseguimento, lascia pochissimo spazio e noi ritroviamo gli atleti al termine discesa e c'è un attacco composto da 6 unità. Con il dorsale di gara numero 13 troviamo Mattia Zennaro della Maltinti Banca di Cambiano. Con il dorsale di gara numero 87 troviamo invece con i colori della ciclistica sestese Emanuele Capati. Con il numero 83 per la Caparini Le Village troviamo Rino Maestrini. Con il numero 136 è Mirko Ulivieri dell'Idea Shoes MCS Madras. Con il numero 122 presente Antonio Meronese dell'Opla Vega Valdarno Track Italia e con il numero 107 troviamo invece Luigi Miletta della Gragnano Sporting Club. Questi gli uomini al comando con un vantaggio di una dozzina di secondi nei confronti di questi atleti che vediamo adesso inquadrati. Questo è Dino Battaglia della Big Hunter FP Auto, alla sua ruota si porta Claudio Petruscai della Maltinti Banca di Cambiano, leggero margine di vantaggio nei confronti del gruppo. Ecco qua il plotone guidato dalle maglie della Amore Vita Etruria Team e poi ancora le maglie della Gragnano Sporting Club, le maglie del Mastro Marco Chianti Sensi. Vediamo adesso chi si incaricherà di portare avanti l'inseguimento ai 6 al comando, perché ci sono presenti alcune ottime formazioni davanti. Abbiamo percorso 66 km, qui vediamo inquadrato con il 142 Mirko Galligani della Mastro Marco Chianti Sensi, poi le maglie del Team Opla della formazione di Riccardo Forconi, ma con le immagini siamo passati al chilometro 88. È cambiata la situazione perché stiamo a questo punto salendo verso San Zio, ripresa la fuga in precedenza. Troviamo un terzetto al comando con il numero 148, eccolo qua l'atleta laziale Colin Valzac, insieme a lui con il numero 2 Diego Borgi della Maltinti Banca di Cambiano. Con loro dorsale di gara numero 115 troviamo Mattia Baravesi del Opla Vega Track Italia Valdarno. Tratto in salita particolarmente impegnativo quello di San Zio, che porterà gli atleti a Cerreto Guidi che verrà affrontato più di una volta da vari versanti, rappresenta la novità di questo Gran Premio Città di Empoli. Attenzione perché si sta riportando un atleta su il terzetto al comando, ci sembra con i colori della Gragnano Sporting Club, ed è Alfonso Fiorenza, eccolo qua il dorsale di gara numero 135 che si porta al comando, allunga decisamente, mette un rapporto particolarmente impegnativo. Si conclude il tratto duro della salita per Alfonso Fiorenza, che quindi guadagna qualche metro, si volta a controllare la situazione, come vedete una quarantina di metri di vantaggio. Ma adesso noi con le immagini torniamo al chilometro 98 e ci stiamo avvicinando a quello che probabilmente è il punto chiave della corsa, la salita verso Castra. Il gruppo, come vedete, è anticipato da un'azione, un gruppo di una quindicina di unità al comando. Il plotone però è vicinissimo, segnalato da appena 10 secondi, quindi ancora una situazione particolarmente fluida. C'è tutto l'interesse nel tenere la corsa compatta
prima della salita verso Castra. Samuele Anichini a fare l'andatura con i colori del gruppo sportivo Maltinti Banca di Cambiano, la formazione che organizza questa 34esima edizione del Gran Premio Città di Empoli. Poi vediamo ancora con le immagini, abbiamo visto ancora Colin Valzac, poi scorrendo via via Federico Pozzetto, arriva anche Alfonso Fiorenza e chiude questo drappello, lo abbiamo intravisto in precedenza in coda al gruppo Simone Camilli, gruppo pilotato, anzi trainato dalle maglie del team Opla con Giacomo Forconi a fare l'andatura in testa. Ottima la pedalata degli atleti del team Opla che stanno cercando di portarsi nelle prime posizioni. Vediamo anche alla destra il treno della Mastromarco ed alla sinistra il treno della Idea Shoes MCS Madras. C'è lotta per iniziare la salita di Castra nelle prime posizioni, quindi le varie squadre stanno cercando di organizzarsi nel tentativo di imboccare al meglio la dura salita verso Castra. Ed appena le pendenze diventano impegnative ci provano subito gli atleti del team Opla con Sergei Papok, dorsale di gara numero 123, alla sua ruota si porta con il numero 91 Pavel Poniaschi della ciclistica sestese. Hanno iniziato la salita a tutta questi due atleti, leggero margine di vantaggio nei confronti di questo terzetto formato dal numero 31. I colori sono quelli della ciclistica malmantile Federico Scotti, con lui il compagno di squadra Gennaro Maddaluno, insieme a loro dorsale 154 Mario Sgrinzato per la Petroli Firenze Cycling Team. Si ricompatta la testa della corsa, ma il gruppo è vicinissimo a questi uomini. Siamo praticamente in località Castra. Inizia nuovamente a piovere sulla corsa, c'è l'allungo di Alessio Casini, alla sua ruota si porta prontamente Manuel Bongiorno. Questi sono due degli atleti da tenere d'occhio in salita. I colori del gruppo sportivo Maltinti Banca di Cambiano, grandi protagonisti quest'oggi, ma all'allungo di Manuel Bongiorno nel tratto più impegnativo della salita. Il corridore di Fucecchio del team Opla si alza sui pedali e prova a fare la differenza. Non molla però Alessio Casini, quindi non si sfalda la coppia al comando con Bongiorno e Casini, che stanno guadagnando nei confronti del resto degli atleti. Davvero ottima la pedalata di questi due ragazzi in salita dietro le maglie della Malmantile, poi ancora quelle della Gragnano Sporting Club. Bongiorno a questo punto si mette a fare un ritmo davvero forsennato in questo tratto, ma dietro stanno comunque tentando di recuperare. Attenzione, perché non è affatto conclusa la corsa, perché da dietro sono vicinissimi e potrebbero rientrare. Vediamo anche le maglie della Vega Prefabbricati Montappone con Matteo Di Serafino, che ha già vinto questo Gran Premio Città di Empoli e quindi sarà sicuramente motivato nel tentativo di far bene. Conosce bene questa salita, intanto si è ricomposta la testa con Bongiorno, con Casini, con Scotti, con Di Serafino nelle prime 4 posizioni in questo tratto, dove la pioggia davvero non sta risparmiando assolutamente i corridori. Anche Carmelo Consolato Pantone nelle prime posizioni del gruppo, colori della Gragnano Sporting Club, per l'ex campione toscano della categoria Elite. E poi scendiamo ancora con Pavel Polianski, poi troviamo ancora Sharei Papok, poi Sgrinzato, poi Antonini. È la volta di Testi del team Opla, e poi ancora Maddaluno, Puccioni, Conti. Arriva adesso anche Andrea Fedi, eccolo qua l'atleta del team Opla. Leggermente attardato invece Luca Wackerman per i colori della Mastromarco Chianti Sensi. Ma questa è la situazione, come vedete un gruppo ancora particolarmente numeroso. Quando siamo in vista ormai del Gran Premio della Montagna e vadono in 3, si tratta di Federico Scotti, eccolo qua inquadrato, della Malmantile. Seconda posizione per Matteo Di Serafino per la Vega Prefabbricati Montappone. In terza ruota invece troviamo Manuel Bongiorno del team Opla. Questi tre stanno ormai per avvicinarsi al Gran Premio della Montagna, dovrebbero giocarselo loro il passaggio in vetta a questa dura salita che ormai caratterizza
il Gran Premio Città di Empoli. Scotti in testa, seconda posizione per Di Serafino, terza per Bongiorno. Come vedete la pioggia davvero sta rendendo ancora più impegnativa questa corsa. Adesso ci sarà da affrontare un'impegnativa discesa verso Vitolini, che potrebbe fare anch'essa selezione dal punto di vista dei distacchi, quindi sarà un grande finale quando ormai abbiamo percorso circa 100 km di gara. Siamo in vista del Gran Premio della Montagna, l'allungo di Matteo Di Serafino, che va a transitare in prima posizione, il corridore della Vega Prefabbricati Montapone, secondo posto per Scotti, terzo per Bongiorno. Arriva adesso Casini, Maddaluno, Antonini, Pantò, Polianski e via via tutti gli altri che fanno parte del gruppo più numeroso. Arriva adesso anche Luca Wackerman, leggermente attardato nei confronti dei più immediati inseguitori. Questo drappello invece accusa un ritardo di 35 secondi dalla testa della corsa. Ancora hanno la possibilità di rientrare questi uomini, ma torniamo in pianura, perché raggiunta l'azione dei tre che erano evasi nel tratto in salita, ci prova Carmelo Consolato Pantò della formazione lucchese Gragnano Sporting Club. Buona la pedalata dell'ex campione toscano della categoria Elite senza contratto, qualche metro di vantaggio per lui. Adesso Radio Corsa ci segnala 15 secondi di vantaggio nei confronti di un primo inseguitore e 25 secondi di vantaggio nei confronti del gruppo. Continua a pedalare molto bene Carmelo Consolato Pantò, lo lasciamo sfilare, e adesso vediamo alle sue spalle Pavel Poniaschi, che anticipa la moto in formazione di Adriano Dini. Eccolo qua l'atleta della ciclistica sestese che prova a riportarsi su Carmelo Consolato Pantò, ma il gruppo è vicinissimo, quindi sarà un finale sicuramente incandescente per questo Gran Premio Città di Empoli. E poi ad inseguire con 25 secondi di vantaggio di ritardo troviamo Luca Wackerman, atleta milanese della Mastro Marco Chianti Sensi, che sta anticipando di qualche metro il plotone che è forte comunque ancora di una trentina di unità, quindi ancora una situazione del tutto fluida in questo finale, quando siamo ormai a circa 15 km dalla conclusione. Adesso gli atleti affronteranno il giro finale, la novità di questo Gran Premio Città di Empoli, un giro con la salita che da Mercatale porta a Cerreto Guidi, quindi ancora una asperità da affrontare. Chiudono il drappello più numeroso Valerio Conti e Matteo Di Serafino, e siamo proprio nel tratto in salita verso Cerreto Guidi, con ancora Carmelo Consolato Pantò al comando. Ancora buona la pedalata dell'atleta della formazione lucchese, ma il gruppo dietro sta rinvenendo. Ha infatti raggiunto sia Luca Wackerman sia Pavel Poniaschi e sta viaggiando compatto alle spalle di Pantò, che continua ad alzarsi sui pedali, ma il plotone lo abbiamo visto apparire in fondo a questo rettilineo, quindi dovrebbe ricompattarsi proprio nel tratto in salita il gruppo. E da dietro ci provano Federico Scotti e Nicola Testi. Eccolo qua le maglie della Malmantile per Scotti, del team Opla per Testi. Si riporta su di loro Alessio Casini del gruppo sportivo Maltinti Banca di Cambiano. Intanto viene raggiunto Carmelo Consolato Pantò, gruppo compatto, ed è l'allungo di Federico Scotti, ma non molla un metro Nicola Testi, quindi sarà davvero una bella lotta, anche perché il team Opla ha davvero tanti uomini davanti. Vediamo quindi le formazioni che sono al comando. Alessio Casini e Gennaro Maddaluno fanno parte insieme a Scotti e Testi di questo drappello al comando, ma dietro ancora vediamo Bongiorno e Sbaragli che stanno cercando di riportarsi sulla testa della corsa. Siamo ormai in vista dell'epilogo della salita. Lasciamo anche sfilare, magari per fare una panoramica su questi atleti. Come vedete ancora Scotti a fare l'andatura in questo tratto, ha praticamente condotto tutta la salita l'atleta della Malmantile. E vediamo chi compone la testa. Vediamo passare Manuel Bongiorno, e poi è Fedi, Polianski, poi ancora Di Serafino ed ancora Sbaragli. Bettiola, è presente il giovane Bettiola insieme ad un altro giovane, Valerio Conti, in questo drappello.
quindi atleti classe 1993, già grandi protagonisti. Ma con le immagini torniamo in pianura. Abbiamo concluso la discesa che da Cerreto Guidi porta a San Zio, e sono ancora gli atleti del gruppo sportivo Maltinti ad animare queste fasi di gara, con Alessio Casini, atleta livornese, che prova ad allungare. Alle sue spalle si riporta Sharei Papok con Marco Zamparella, che fa buona guardia, il vincitore della Firenze-Empoli. Quindi sta davvero correndo alla grande il gruppo sportivo Maltinti, sta onorando appieno questa organizzazione, perché sono grandi protagonisti gli atleti del patron Renzo Maltinti anche nelle fasi più importanti di gara. Infatti siamo ormai a 6 km dalla conclusione. Questo terzetto ha un vantaggio di 10 secondi nei confronti del gruppo che insegue. Ancora quindi Alessio Casini, Marco Zamparella e Sergei Papok è il terzetto che guida negli ultimi chilometri il 34esimo Gran Premio Città di Empoli. Marco Zamparella si volta per controllare la situazione alle sue spalle, per tentare quindi di organizzare questo finale. Abbiamo visto per un attimo il gruppo 5 km alla conclusione, con il terzetto che è ancora formato da Sergei Papok, Marco Zamparella ed Alessio Casini. Le maglie sono quelle del Team Opla per Sergei Papok e per il gruppo sportivo Maltinti, sia per Casini e sia per Marco Zamparella, che adesso si trova al comando. Seconda posizione per Casini, terza per Papok, che quindi sta controllando. Ovviamente si trova in inferiorità numerica l'atleta del team Opla e deve gestirsi al meglio, perché ovviamente gli atleti del gruppo sportivo Maltinti tenteranno di sfruttare il fatto di essere in netta superiorità numerica. Siamo ormai a meno di 5 km dalla conclusione, con il terzetto al comando che anticipa il gruppo, quel che è rimasto del gruppo. Infatti sono 15 le unità che inseguono, con Federico Scotti ancora attivissimo in testa, Bettiola in seconda posizione, Sgrinzato in terza, poi Pantò e via via tutti gli altri che compongono il gruppo degli uomini che insegue il terzetto al comando. E siamo negli ultimi 3 km di gara, con ancora una volta gli atleti del gruppo sportivo Maltinti Lampadari Banca di Cambiano grandi protagonisti in questo finale. Chissà che gli atleti della società organizzatrice non riescano a regalare il bis dopo il successo ottenuto nel Firenze-Empoli. Ci prova adesso Casini, ma non riesce ad allungare nei confronti di Papo, che a questo punto noi tra non molto ci porteremo sul traguardo per seguire l'epilogo di questa 34esima edizione del Gran Premio Città di Empoli. Il gruppo ripiomba sugli uomini al comando ai meno 500 metri dal traguardo, quindi sarà una volata ristretta a decidere il vincitore di questo 34esimo Gran Premio Città di Empoli. Una maglia del Team Opla al comando, ed è quella di Sergei Papok, che va a vincere davanti a Marco Zamparella del gruppo sportivo Maltinti, terzo Nicola Testi dell'Opla davanti al compagno di squadra Cristiano Sbaragli, quinto posto per Alberto Bettiol. Seguono Sgrinzato, Wackerman, Mandaluno, Pantò e Scotti. A questo punto non ci resta che seguire le interviste ai protagonisti della corsa. Sergei Papok, che è una stagione da incorniciare per il Team Opla, davvero una vittoria dopo l'altra e sempre gare molto prestigiose. Quest'oggi hai provato prima la soluzione con i due della Maltinti e poi, una volta ripresi, sei riuscito comunque a vincere. La condizione è di quelle giuste? Praticamente corsa è partita subito all'inizio, scatti contro scatti, poi l'ho tenuto duro la salita lunga, castra, la potevo fare meglio, pensavo che gran gambe quando l'ho tenuto la salita. Poi pensavo dare tutto alla squadra, che è rimasta, siamo 5 in finale, pensavo bisogna tenere tutti chiuso. Poi ultimi 5-6 km rimasti con 2 maltinzi e non potevo lasciare nessuno, e così ho tenuto ruota di tutti e è rimasto in finale praticamente avanti. Ho fatto la volata mia, ecco, e anche vinta anche. Marco Zamparella, ci è mancato un soffio per bissare il successo della Firenze-Empoli, poteva essere un bel regalo a patron Renzo Maltinti. Comunque vada, una gara sofferta sotto la pioggia, un buon secondo posto in una gara che vale tanto per il gruppo sportivo Maltinti. Sì, un buon secondo posto, siamo andati forti, sia io che anche Casini, che
si meritava un bel risultato, però purtroppo abbiamo visto il gruppo lì e non ci siamo fermati e più del secondo non ce l'ho fatta. Mi dispiace perché se vinciamo anche questa corsa, diciamo un po' per battuta, a Renzo l'avevamo regalato la Milano-Sanremo e il campionato del mondo, però va bene anche un secondo posto e va bene così, dai. Nicola Testi, terzo posto a sigillare un successo per il Team Opla, l'ennesimo di una stagione da incorniciare. Iniziata per te nel migliore dei modi con il successo alla Gran Premio La Torre, sta proseguendo altrettanto bene? Sì, altrettanto bene, diciamo, io speravo meglio perché diciamo, pensavo di averle già vinte altre, invece per la sfortuna, foratura, rottura dei cambi e varie altre cose sono saltate. Anche oggi ci speravo, invece ho fatto un terzo posto, va bene lo stesso perché ha vinto il mio compagno, bravissimo e niente, va bene così. Lorenzo Parenti della Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, un altro successo organizzativo del gruppo sportivo Maltinti Banca di Cambiano, un altro successo invece sportivo ci è mancato davvero poco perché stava per bissare Zamparella alla Firenze Empoli, ci è mancato poco, però comunque vada un vincitore illustre. Sì, indubbiamente da un punto di vista organizzativo siamo estremamente contenti perché qui Renzo credo che anche col nuovo percorso che abbiamo varato quest'anno abbia dato un po' più di incertezza alla corsa e comunque è stato anche molto più brioso. Ci è mancato poco di aver fatto un bis clamoroso con lo Zamparella, comunque ha fatto un ottimo secondo posto. E purtroppo dietro c'erano due squadre fortissime che comunque hanno un po' condizionato quello che è stato un po' il finale della corsa per lo Zamparella. Renzo Maltinti, presidente del gruppo sportivo Maltinti Banca di Cambiano, dicevamo con Parenti un grande successo organizzativo, ma questa ormai è una garanzia negli oltre 30 anni di storia del gruppo sportivo Maltinti. Una corsa che ha cambiato volto quest'anno con un percorso diverso, però i corridori hanno risposto al meglio dando battaglia dal primo chilometro. Sì, hanno risposto al meglio vedendo la corsa come è andata, ha dato veramente eccezionale questo nuovo percorso. Io ho sentito anche vari direttori sportivi, hanno detto che è veramente eccezionale e questo ci riempie di gioia perché quando si fa le varianti fino a questo momento non si sa. Per quanto riguarda la corsa, diciamo un secondo posto meritato perché Zamparella è sempre stato, Zamparella e Casini del nostro gruppo nel finale è sempre stato nei primi e questo praticamente ha fatto un numero Papok, ma Papok è un velocista e credo che naturalmente non abbiamo nulla da rimproverarci. Ecco, un percorso che cambia ma ancora tante conferme. Una, l'abbiamo visto ormai da qualche anno, è una caratteristica di questa corsa, la partenza dal centro Coppa di Empoli. Sì, la partenza del centro Coppe senz'altro la ripeteremo ancora a lungo perché sono delle persone eccezionali, ci ricevono con tanto entusiasmo e questo ci dà veramente soddisfazione e su questo ci lavoriamo perché anche loro abbiano la sua visibilità importante perché sono degli sponsor importanti. Mauro Terenziani, presidente della commissione ciclismo nel comune di Empoli, un altro successo per il gruppo sportivo Maltinti, un successo organizzativo, per voi ormai un connubio che va avanti da tanti anni, Empoli città di ciclismo, Empoli città di Renzo Maltinti. Veramente sì, è stata una bella manifestazione, come ho detto anche alle altre televisioni, oggi è stato veramente... Il città di Empoli è stato legato proprio alla città di Empoli perché il percorso di quest'anno, variato rispetto a tutti gli altri, si sviluppava pressoché intorno diciamo, alla città di Empoli con 3 attraversamenti e quindi questo ha fatto onore diciamo, anche al comune visto che è l'organizzatore principale di questa manifestazione. Fra l'altro devo dire questo ha implicato per noi uno sforzo organizzativo più grande e più oneroso perché essendoci tanti incroci ravvicinati i tempi di scambio con i vari servizi è stato molto difficile diciamo, doverli impegnare, però da quanto mi risulta è andato tutto liscio, quindi questo ci fa doppiamente onore e poi è stata anche una bella gara ciclistica perché vista la media sostenuta mi dicono oltre 40 all'ora, è un percorso anche con salite impegnative. Devo dire è andato veramente bene, poi un bravo anche a Zamparella che dopo la vittoria della Firenze Empoli ha fatto uno splendido secondo posto qui a Città d'Empoli, quindi bene, grazie a tutti voi e ai prossimi impegni.